Buonasera e benvenuti. Stanno facendo il loro ingresso in campo presso il campo 3 Stelle le squadre di Sant'Isidro Bagheria e Athletic Club Palermo, padroni di casa in maglia nera, ospiti in maglia bianco-rossa, 15ª giornata del campionato regionale di calcio a 5 C1 Girone A. Andiamo a leggere le formazioni delle due squadre. Athletic Club che si schiera con Mazzola, Virzì, Tuzzolino che è il capitano, poi Tuve, Fiorentino, Gandolfo, Mosca, Delisi, Tabita, Vitale, Di Cara e Favaloro. Sant'Isidro Bagheria che invece ha a disposizione Gaiano, Campagna, Di Salvo, Sardina, Tomasello, Locascio, Piazza, Sciacchitano che è il capitano, poi Mule, Scianna, Pagano e Licciardi. Si salutano le due formazioni. Adesso a centrocampo Sant'Isidro Bagheria che nelle zone calde e rischiose della classifica è penultimo in questo frangente di campionato. Rischia tanto la squadra in bianco-rosso, l'Athletic Palermo, che invece è nelle zone alte della classifica, quarto posto, ma lì in alto è molto corta la classifica. Si salutano le panchine e fra pochissimo si darà inizio a questo match importantissimo per entrambe le compagini. Termina il minuto di silenzio tra le due squadre. Si comincia adesso con l'Athletic Club Palermo. Sul pallone daranno loro il via a questa partita con Tabita, che giocherà il primo pallone della partita. Ma il sacco chi è? Aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Si comincia col primo pallone gestito dai padroni di casa, con lo scambio fra Delisi e il suo capitano Tuzzolino. Ancora il numero 19 Delisi, Tuzzolino gira palla verso Fiorentino, incontro Tabita, recupera palla il Bagheria, adesso Sciacchitano ha scambiato con Shan, ha recuperato Delisi, va il 19, calcia, colpito in piena diretta avversario, palla allargata verso Tabita, aveva toccata soltanto per un attimo Tomasello. Adesso si ricomincia con gli ospiti, con Shan che ha girato per Sardina, lancio lungo proprio per il numero 5 che si era inserito ma è inciampato, non è potuto arrivare su questo pallone. Tuzzolino gioca per Delisi, Fiorentino, Tabita, bello scambio, Fiorentino calcia, fermato alla grande dal bell'intervento di Di Salvo, poi recupera per un attimo e Sciacchitano rimette ordine e cerca di far iniziare un'altra azione offensiva, la prima per il Bagheria, calcia proprio lui, spazza fuori Tuzzolino in rimessa laterale.
cerca di aggredire subito la partita dei padroni di casa. Bella chiusura della difesa del Bagheria, che adesso ha ribaltato il fronte, calcia! Numero 4 di Salvo, ci ha provato da lontano, ha toccato con la punta bene Mazzola e va proprio di Salvo a battere il calcio d'angolo. Lo fa corto, calcia! Dentro il pallone di Sardina per Capitan Sciacchitano, che fa l'1-0 per il Sant'Isidoro Bagheria, che va avanti alla prima praticamente occasione del match. Colpiti a freddo i padroni di casa, che adesso dovranno reagire. Ci provano subito con Fiorentino, puntato il diretto avversario, ancora Fiorentino, ricomincia Delisi, Tuzzolino, si ferma il capitano, mette palla sul destro, calcia! Ha provato a incrociare, era rimasto completamente fermo Gaiano, che l'ha fatta scorrere sul fondo. Si ricomincia l'azione da Sardina, che ha messo il bel pallone in mezzo per il gol del vantaggio di Capitan Sciacchitano. Poi qua rischia tanto di Salvo, se la cava Sardina, palla per Sciacchitano, che ha attaccato alla grande il secondo palo nel gol all'inizio del match. Benissimo Sardina, ancora dentro, rischia tanto Tuzzolino con lo stop sbagliato. Per fortuna sua c'era Mazzola alle sue spalle e l'ha fatta sua. Delisi adesso ricomincia Fiorentino, ha tanto spaziolotto per calciare, non calcia su Ola, non riesce a passare su Di Salvo, ribalta il fronte proprio il numero 4, serve Sciacchitano che si impegna, non la tiene in campo però il numero 9 in questa occasione. E ripartono quelli dell'Athletic Club. Fiorentino, Tuzzolino, alla fermata bene da Scianna, ancora Scianna ha triangolato con Sciacchitano, ci ha provato poi il numero 20, ha messo però sul fondo. Prova a scuotere i suoi Mazzola dalla porta. Abita, ha toccato su Delisi, poi Fiorentino, Tuzzolino, Delisi, Tuzzolino ancora al 19, Delisi, punta Scianna, non lo salta, ricomincia dal suo capitano. Adesso Fiorentino, sovrapposizione Tuzzolino, non servito, si ricomincia da Delisi, che aveva lo spazio per far meglio, è andato però con la punta piuttosto del destro, piuttosto che andare a calciare col sinistro, e ha messo fuori. Prende campo Sardina, Di Salvo, Scianna, Sciacchitano, Di Salvo, incontro, era andato Scianna, era andato a prendere la posizione centrale al posto del suo capitano, non era però riuscito ad arrivare su questo pallone. Tuzzolino, Fiorentino, Delisi, cerchia il centrocampo, si muove Tabita, punta Sardina, Tabita stava per andare a calciare, ma Di Salvo ha fatto una grandissima chiusura. Poi Sardina, anticipato dall'intervento alle spalle di Fiorentino, che è stato più lesto di lui, ha toccato il pallone e ha guadagnato una punizione importantissima, da posizione veramente pericolosa. Vediamo chi andrà a calciare questa punizione. Tutti sul pallone, meno che Fiorentino, proprio lui che se l'è guadagnata. Si allontanano Tuzzolino e Tabita, rimane Delisi sul pallone, vuole vedere il pallone Gaiano. Delisi è uno schema, colpito in pieno Sardina, poi con la punta Delisi ancora, era uno schema per servire Tuzzolino,
avevano gestito bene questa punizione i neri. Tuzzolino però è scivolato al momento del tiro in porta. Delisi ancora il 19. Indietro Fiorentino che guarda sempre avanti Tabita, non c'è spazio. Il Sant'Isidoro è chiuso bene, Tabita si gira bene, tocco Fiorentino, ancora finta, poi con la punta la palla arriva a Delisi che stavolta aveva calciato col sinistro come avrebbe voluto fare poc'anzi. Stava per diventare importante questo tiro perché con la deviazione si sta per trasformare in un assist. Sicuramente 7 minuti di grande agonismo. Il Sant'Isidoro è stato molto cinico, praticamente una sola occasione per gli ospiti questi primi minuti, ma l'hanno concretizzata alla grande. L'Athletic adesso attacca per cercare di andarlo a pareggiare il prima possibile. Scambiano Tuzzolino e Delisi. Sale 19. Lo guarda Sardina. Delisi. Gaiano esce e chiude la porta. Poi Sciacchitano voleva lo scatto di Di Salvo. Non si sono capiti i due. Delisi. Tuzzolino, Tabita, spalle alla porta, da pivot per Tuzzolino, guarda la porta, ci pensa a calciare, lo fa col sinistro. C'è stata anche una deviazione e sarà quindi calcio d'angolo. Andrà Fiorentino a batterlo. Incontro Tuzzolino col sinistro, parata di Gaiano, poi palla regalata a Tabita dentro l'area di rigore e calcia. Deviazione di Di Salvo che però poi si confonde e regala palla. Un'altra occasione a Tabita. Adesso in difficoltà quelli del Bagheria che stanno soffrendo sul pressing alto dell'Atletico. Delisi dentro, ha toccato Tabita ma la palla è uscita. Nel cambio nell'Athletic Club esce Fiorentino, entra Tuve. Cambio anche nel Sant'Isidoro. È uscito Di Salvo. È entrato Lucascio. Rischia tanto Sciacchitano da ultimo uomo sul pressing di Tuve. Ancora Sciacchitano è praticamente dentro la sua porta. L'ha tenuta in campo. Poi in qualche modo Mule. Non è entrato Lucascio, è entrato Mule col numero 10. Ma ha rischiato tanto qui il capitano del Sant'Isidoro che l'ha sbloccata. Tabita, Tuve, ancora lui mette dentro, vuole il calcio d'angolo, lo ottiene. Tuve all'indietro, Tuzzolino, giocata di Delisi, poi colpito in pieno Mule. E allora va Scianna da solo, Scianna contro tutti, Scianna calcia! Ha rischiato di andare sopra di due il Sant'Isidoro, a occasionissima per il numero 20 che ha fatto tutto alla grande. Poi non è riuscito a centrare lo specchio della porta, intanto come vedete è entrato anche il numero 5 Virzi al posto di Tabita. È entrato anche Pagano per Sciacchitano. Delisi, Tuzzolino, ancora il 6, ancora per Delisi. C'è Tuve, incontro, è entrato dentro Virzi. Tuve guadagna rimessa laterale. Batte Tuve. Tuzzolino, ancora Tuzzolino, sinistro, Gaiano. La palla poi non arriva sui piedi di Tuve. Scianna ancora, prova l'azione personale. Non ha servito il nuovo, è entrato Pagano. La palla è cremita fuori, rimessa laterale. Si fa vedere proprio Pagano. Stoppa lui. Virzi lo contrasta solo per un attimo. Si ricomincia da Sardina. Mule, incontro, Scianna. Delisi lotta, scivola. Il fallo di mano
Shan ha recuperato la palla l'Athletic Club. Tuzzolino, Tuve, ancora Tuzzolino, palla sul destro, non calcia, finta, Tuzzolino, fermato, benissimo la sardina e riparte il Sant'Isidoro, palla per Mule, uscito, bene, alla grande Mazzola e ha fermato il contropiede del Sant'Isidoro che già prima con Shan che adesso ha il controllo del pallone ed esce. Entra al suo posto Campagna, già prima era stato pericoloso il contropiede. Mule, punta Tuve, Mule, suola, fermato bene all'intervento difensivo di Tuve. Entra Campagna, entra Pagano, limite dell'area sardina, dentro forte! Non è entrato con la cattiveria giusta nel rigore Pagano, ci ha creduto poco forse, ma l'angolo di Mule era veramente pericoloso e forse si doveva sfruttare meglio. Adesso va a Campagna a battere il limite dell'area, sardina, vediamo se calcia, sì, Mazzola ha presa e riparte proprio lui contro Piedate di Club. Passaggio sbagliato per Birzi. Dai raga, dai! Carica facile, gioca facile, pazienza. Campagna per Sardina. Esce Sardina, entra Piazza. Mule dall'altro lato, contrastato forte da Tuzzolino, rimessa laterale. Mule per Piazza. Campagna. Ancora Piazza. Adesso va a fare difensore centrale, palla persa, ha recuperato Tuzzolino. C'è Virzi, Tuzzolino non ha lo spazio per servirlo, calcio a lui. Campagna chiude bene il tiro del capitano dell'Athletic Club. Palla alzata di Delisi, non è riuscito a far bene Tuve. Piazza esce in pressing, Tuzzolino non la può tenere in campo. Buono raga, va bene Tuzzo. Giro palla del Sant'Isidoro con Mule, va sul fondo, non riesce a tenerla in campo. È entrato anche Mosca nell'Athletic Club. Tuve, Delisi, ancora 19, gira Mosca contro Tuve, la tiene in campo il 7. Delisi, Birzi, ancora Delisi, Mosca è venuto dall'altro lato adesso. Delisi gira, Tuve esce in pressing, Pagano si la stava per rubare il 21, rischia il 7, palla per Delisi, se l'è cavata in qualche modo fortunatamente per i suoi Tuve. Giro palla Notte di Cara, Tuve, Delisi, ancora 19, mette palla sul destro, calcia, deviazione, Pagano, pressing di Cara, ancora Pagano, deve rischiare praticamente da ultimo uomo, mette il pallone in rimessa laterale. Tuve, palla regalata dall'Athletic Club, c'è stato un po' di confusione nel cambio fra Delisi e Fiorentino. Campagna, Mule, Fiorentino ricomincia col rischio da Piazza. Pagano, prestata di Cara, se la cava il 21, c'è dall'attato Campagna, non lo serve Pagano, ricomincia da Mule, ancora il 10 esterno dentro, c'è Di Cara che prende campo e riparte il contropiede. Virzi di prima, Fiorentino suola e si ferma col tacco per Tuve, scambiano bene il 7 e l'8, ancora Fiorentino messo giù, tiene comunque il possesso, poi forse voleva il fallo, non c'è niente. Di Cara, ancora Di Cara, non l'ha toccata Piazza, rimessa dal fondo, si è fatto male Fiorentino.
Mano a posto! La palla sotto, mano. Dai, sta a posto, dai. Un po' non riette, capo. Dai, a posto, gioca, vai. Non lo sguardo, a posto, gioca. A posto, mano. Dai, dai. Dai, Paolino! Mule. Campagna, piazza. Scambiano i due. Ancora Campagna, lungo linea, Pagano. Copre su Tuvè. Lottano i due. Pagano se la rischia ma rigioca all'indietro. Mule vuole il triangolo con Pagano. Pagano invece calcia. Mazzola col rischio. Ma l'importante è l'efficacia. Mette palla in calcio d'angolo. Batte Campagna, limite dell'area, piazza Pagano. Non c'entra lo specchio della porta. Il 21. Fiorentino. Di cara Tuvè. 1 contro 1 con Pagano, è passato. Ha preso fallo il 7. È laterale, signore. Batte probabilmente di cara. Cambiati, Filo, cambia con Cardillo. Passa a sinistra, Felipe. 2 in barriera per Gagliano. Sono Piazza e Campagna. Vieni. Batte di cara, corto, Fiorentino. Tuvè contro Fiorentino, riceve l'occhio. Scarico di cara. A pressare Pagano. Palla persa, recuperata da Sant'Isidro Bagheria. Pagano a far la lotta, sempre da pivot. Allunga la gamba Fiorentino, poi la tocca Piazza. Rimessa laterale Sant'Isidoro. Time out. Arriva, Gatto. Campagna all'indietro, Piazza gestisce bene Sant'Isidoro in questo momento. Mule alza il pressing dell'Athletic, palla lunga nella terra di Mazzola. Stoppa e ricomincia da Di Cara. Out di sinistra, prende campo il 25. Dall'altro lato Tuvè, si stacca Fiorentino e si libera. Riceve l'8, incontro Di Cara, non è servito. Palla per Tuvè, si è staccato Fiorentino, calcia Tuvè. Gagliano. Mule, è scattato bene Piazza con la punta. Mazzola benissimo, apre il gambone e mette fuori. Occasione, un'altra per Sant'Isidoro che in contropiede è veramente pericoloso. Campagna dentro, attenzione a Mazzola che se l'ha fatta scappare solo per un attimo, però. E allora si riparte da Fiorentino. Ha provato a fare il blocco Di Cara. Tuvè non gioca su Di Cara, adesso sì. Alla girata Fiorentino punta diretta avversario, mette palla sul sinistro, non calcia. Tuvè lo pressa Pagano. Ancora Fiorentino, non trova spazio l'Athletic. Virzi, tocco Fiorentino, alto. Gagliano vuole andare incontro per Pagano. Stop, si gira bene, 21, calcia! Attenzione a questa giocata per il Sant'Isidoro, perché Pagano lì spalla la porta, sta facendo veramente male, sta mettendo in difficoltà la difesa dell'Athletic. Molto alto, gestisce bene il pallone, la copre bene, riesce sempre a girarsi fino a questo momento. Proprio lui a ricevere, chiude il triangolo, ma Di Cara l'ha chiuso. Però l'ha lasciata terminare in rimessa laterale. Campagna a battere, tocca Piazza, Mule, ancora il 10, incontro, non riesce a saltare Fiorentino, rischia tanto, se la cava poi Mule, gioca ancora il 10, è passato contro Mazzola,
palo, gol, 2-0 Sant'Isidoro voleva il fallo. Tuve perché forse a detta sua è stato toccato duro da Pagano che ha fatto il blocco, ha smarcato benissimo Mule che ha fatto il 2-0. Time out adesso dell'Athletic Club. Riparte adesso, finito il time out con l'Athletic Club sotto di 2. Si è fatto sentire il mister dei padroni di casa. Il messaggio è chiaro, devono andarla a riprendere e ci ha provato subito a riprenderla Tuzzolino, ma c'è Gagliano che ha aperto il gambone. Proprio lui è andato lungo su Pagano. La palla però era troppo lunga. L'ha recuperata l'Athletic Club. Ancora Tuzzolino, un'altra occasione sui suoi piedi. Mette palla sul sinistro. Ancora finta. L'altro lato. Tuve! Ha messo fuori il numero 7 da posizione importante. Poteva fare meglio. Piazza lungo per Pagano. Imprendibile. Sveglia! Sveglia! Tuzzolino. Tuve. Tuzzolino. Tuve lascia il pallone lì. Pagano la gestisce, se ne va lungo linea, lo chiude Tuzzolino. Giocatona del capitano che l'ha tenuta in gioco. Tabita calcia. Gagliano mette in calcio d'angolo. Bella la parata del portiere del Sant'Isidoro. È uno schema palla che arriva Tuzzolino. L'ha solo toccata Gagliano. L'ha riaperta l'Athletic Club 2-1 e c'è ancora una partita. Era proprio lui che doveva dare la scossa ai suoi compagni. Il capitano serviva e nel momento di difficoltà l'ha messa dentro. 2-1. Aveva già avuto un'occasione pochi minuti fa il numero 6. Adesso ci credono i neri. Misalmo, lungolinea, Scianna. L'ha prestato bene Fiorentino. Adesso devono leggere psicologicamente gli ospiti. Fiorentino. Ricomincia da Tuzzolino. Tabita. Fiorentino, giro palla. Tuve, palla complicata. Tuzzolino però mette giù con eleganza. Tuve, Fiorentino si muovono tanto i neri. Tuzzolino l'ha tenuta ancora in gioco dopo un controllo di una palla complicata. Finta di Fiorentino che rischia tanto. Se la cava ancora Tuzzolino. Fiorentino si devono affidare a lui i suoi compagni, al loro capitano, il numero 6 che gioca ancora il pallone. Fiorentino per ora posizionati bene difensivamente gli ospiti. L'ha tenuta anche in campo di salvo e ha guadagnato rimessa laterale bene in questa occasione il numero 4. Time out chiamato dal Sant'Isidoro.
È rientrato in campo Delisi, è uscito Fiorentino. Vediamo cosa potrà dare 19. È stato caricato alla grandissima dei compagni di squadra, la panchina del suo portiere. Intanto dall'altro lato Piazza, per di Mazzola, Piazza! Ancora Mazzola a salvare il risultato, a salvare i suoi, a tenere il risultato sul 2-1. Il Sant'Isidoro ha rischiato di andare nuovamente sopra di 2. Mazzola ha detto no. Gasa i compagni, il portiere Athletic Club, e tiene anche il risultato fermo sul 2-1. Ancora vieni, Rientra Sardina al posto di Salvo, servito proprio lui. Primo pallone, sbaglia però Shanna chiudendo il triangolo. Buono Marco, buono. Delisi sbaglia, rischia tanto sul press di Salvo. Pizzolino, Gandolfo ha toccato per Tuzzolino, poi voleva il pallone, invece Tuzzolino ha guardato Tuvè, finita sul diretto avversario dentro. Bellissima giocata del 7. C'era però sul pallone di Salvo che l'ha messo in calcio d'angolo. Batte l'angolo Gandolfo per Tuvè, finta, la palla arriva a Mazzola, gioca il 30. Tuzzolino controllo solito con la sola. Tuvè, vengono incontro in 2, sposta palla sul sinistro, calcia ancora Tuzzolino, è lui l'uomo più pericoloso, para ancora Gagliano, batte Gandolfo sempre per il 6, ancora Tuzzolino incontro Tuvè, vediamo se tocca, sì, di Salvo a chiudere, attento ancora una volta il 4 che pochi minuti fa ha salvato praticamente un gol fatto sulla linea di porta. Tuzzolino, bene, Deli si può puntare, Shanna, Delisi, destro, Gagliano, attento, la smorza e la tiene lì e riparte il Sant'Isidoro. Shanna, tanto spazio, punta Tuzzolino, lo ferma il 6, ribalta il fronte, calcia, è lui l'uomo che riprende la partita, fa 2-2 e doppietta Capitan Tuzzolino, ribalta il fronte recuperando palla su Shanna e mette il pallone all'incrocio. Era questo quello che serviva all'Athletic Club, andare a pareggiare la partita prima del fischio della fine del primo tempo. Manca un minuto alla fine di questo primo tempo. Tuzzolino si vedeva da ormai 10-15 minuti quanto stava premendo per trovare l'ennesimo gol della sua partita. Dopo averla riaperta, la pareggia il numero 6, un autentico mattatore del match fino a questo momento. Qua però ha recuperato palla di Salvo, tocca per Sciacchitano col sinistro, con la punta, aveva anticipato il tiro. Mazzola ancora a salvare la sua porta. Sardina poi qui sbaglia un tocco che poteva essere molto più comodo, ma sono il 30 che difende i pali e il capitano dell'Athletic Club, gli autentici autori di questa rimonta entro la fine del primo tempo. E l'Athletic Club è di nuovo in partita. Qui Sardina ha fatto fallo su Gandolfo e calcio di punizione sempre affidato al 6. 30 secondi alla fine. Batte Tuzzolino, 2 in barriera per Gagliano. Tuzzolino corto, Fiorentino aveva tanto spazio, poi Tuzzolino calcia col sinistro, la palla arriva a Delisi. Shanna rischia ancora, stavolta non la perde. Tuzzolino punta Sciacchitano, mette sul sinistro, Delisi dentro,
l'ha addirittura ribaltata l'Athletic Club col gol di Gandolfo sull'assist di De Lisi. Incredibile quello che è successo in questo primo tempo, da 2-0 a 3-2. Clamoroso. Altre stelle, l'Athletic Club l'ha ribaltata in pochissimo tempo. Incredibile. Da quel time out in cui il mister li ha ripresi, gli ha detto di andare a riprendere la partita, si sono svegliati. I padroni di casa, si è svegliato Capitan Pizzolino, ha messo la doppietta, poi De Lisi ha servito dentro una bella palla per Gandolfo che ha fatto 3-2. Proprio Gandolfo qui l'ha recuperata ed è finito qua il primo tempo, 3-2 per l'Athletic Club. Un primo tempo clamoroso fino a questo momento. Ci vediamo fra pochissimo col secondo tempo. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito. Io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro. Un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito? L'avete già magari preparato in settimana? No, cosa? No, questa è un'esperienza perché, ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire, rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione.
Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso. Manca secondo me poco a conquistarla, e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff, e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere. Però abbiamo fatto 3 partite, io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose. La rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina la sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato. Noi come mentalità, come modo di impostare le partite le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio, e abbiamo cambiato anche il sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avute non abbiamo finalizzato, e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari, sia una volta, altre volte, tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra
per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti, secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quello. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già, iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi, siamo in casa, il pubblico che ci sostiene e speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi. Sono tornate in campo le due squadre. Palla al Sant'Isidoro, inizio di questo secondo tempo e si comincia adesso. Sant'Isidoro che dopo essere stata in vantaggio di 2 si è fatta rimontare proprio alla fine del primo tempo dall'Athletic Club, che ha fatto una rimonta pazzesca. Forte, Peppe! Guidata da Capitan Tuzzolino e da Mazzola in porta, sempre pronto a richiamare i suoi e a tenerli in partita mentalmente. Dai! Proprio lui che ha fatto ricominciare questa azione tenendo il pallone in campo. Tuzzolino dall'altro lato, Gandolfo si fa vedere incontro, De Lisi vuole il taglio di Gandolfo, De Lisi vediamo se prende il fondo, sì, mette dentro al limite dell'area Tuve, calciato alto, si è coordinato forse un po' male e il pallone è andato molto alto. Mule punta Tuzzolino, ricomincia da Pagano, il 21 va su Di Salvo. Di Salvo, palla deviata da De Lisi, rimessa laterale. Batte Di Salvo, all'indietro Piazza. Mule all'indietro dal suo portiere, gioca Gagliano. Mule punta Tuzzolino, palla che gli passa in mezzo alle gambe, poi Pagano poteva forse chiudere il triangolo, c'era lo spazio per far andare Mule in porta. Pagano è stato un po' lento in questa occasione. Piazza, Di Salvo alza il pallone, ancora Piazza contro Gandolfo, se la cava bene. Pagano, Di Salvo, ancora il 4, ricomincia dal suo numero 10. Pagano, finita su Tuzzolino, lo segue il capitano, lo contrasta bene, la ruba, no, rimessa laterale per il Sant'Isidoro. Mule contro Pagano, palla sbagliata dal numero 10 per la sua punta. E allora può riordinare le idee la squadra padrone di casa, attualmente in vantaggio. De Lisi, Tuzzolino, è scattato Tuve, Tuzzolino ha guardato, ci ha pensato, ha preferito però ricominciare. Gandolfo spalla alla porta, si fa vedere Tuzzolino, c'è De Lisi, Tuve, lo pressa Pagano, lo pressa anche Di Salvo, se la cava il club, poi Mule è passato, ha recuperato palla il numero 10
10 e ha fatto 3-3. La ripresa il Sant'Isidoro. Errore di gestione palla dei padroni di casa e il Sant'Isidoro ha punito col suo numero 10. Mule fa 3-3. Partita incredibile fino a questo momento. Delisi adesso si deve riprendere psicologicamente l'Athletic Club, che ha subito un brutto colpo dopo averlo assestato a fine primo tempo con la rimonta. Delisi, punta di salvo, ancora il 19, ricomincia da Tuvè, si fa vedere Gandolfo, sinistro, Delisi, incontro di salvo lo scherma, Tuvè tocca, ancora Delisi, destro, sinistro, se n'è andato, di salvo si aiuta regolarmente, poi Tuzzolino, bene, esce alla grande numero 6 su Mule e ferma il contropiede del Sant'Isidoro. Sì, finì, non gli dare spazio. Tuzzolino, Delisi, provate a puntare Pagano, non l'ha persa stavolta. Gandolfo, lungolinea, triangolo, Tuvè, Gandolfo con la punta. Gagliano ha fatto un paratone, ha allargato l'alettone e l'ha messa in calcio d'angolo. Gandolfo ha avuto un'occasionissima, bello il triangolo chiuso con Tuvè, ma Gagliano ha detto no al vantaggio dell'Athletic Club. Qua ha sbagliato Delisi, riparte Mule, palla sbagliata per Pagano, Tuzzolino, poi Mule sbaglia ancora, troppa fretta per il numero 10, voleva andare velocemente in contropiede, ha sbagliato il primo tocco, poi la palla gli era tornata, ha sbagliato anche il secondo per Pagano. Dall'altro lato c'è Fiorentino che è rientrato in campo sul fondo, Crocheta, calcio d'angolo guadagnato dal numero 8. All'indietro Delisi, punta Pagano, Delisi destro, ancora Gagliano, poi non l'ha tenuta, quindi calcio d'angolo. Occhio fuori, Robby, occhio, Robby. Fiorentino ha provato a calciare sullo schema con Tuvè che gliel'aveva giocata bene incontro, palla però deviata. Ricomincia Delisi da Tuzzolino, Delisi ha tanto spazio sullo di sinistra, se n'è andato sul sinistro, Gagliano esce bene e guadagna anche rimessa dal fondo, sfortunato qui sul rimpallo Delisi. Gagliano però come sempre attentissimo, e palla lunga per Pagano, la gioca il 21, la gestisce bene, di salvo lancio lungo, toccato Tuzzolino, Mule! Ancora il 10 contro ribaltone del Sant'Isidoro, l'ha toccata Tuzzolino, non è bastato perché Mule ha infilato il gambone e ha fatto 4-3. Ribaltone dell'Athletic Club e contro il ribaltone del Sant'Isidoro. Ma che partita stiamo assistendo, signore e signori. Il numero 10 dei biancorossi è rientrato in campo in maniera clamorosa, ha firmato la doppietta e ha rimesso avanti i suoi. Adesso è proprio Tuzzolino che nel primo tempo è stato mattatore assoluto a dover andare a rispondere al numero 10 degli avversari. A doppietta risponde doppietta, ancora Tuzzolino sinistro, Piazza a ribattere in rimessa laterale. Tuzzolino, chiamato cambio di rimessa, la palla di Tuzzolino non era probabilmente di Fiorentino, scusate, non era probabilmente ferma sulla linea. Batte di salvo avanti, Piazza col petto, ha recuperato Delisi. Fiorentino riparte da Tuzzolino, punta diretto avversario, allora il pallone per Tuvè. Fiorentino spazio, pensa alla conclusione, allarga per Delisi, finta il 19, ancora finta, Mule in scivolata,
Calcio d'angolo dato all'Athletic. Mule si professa innocente, dice di non aver deviato il pallone. L'arbitro non è d'accordo, arriva palla a Tuzzolino che calcia con spazio. Piazza a respingere 2 volte il numero 8. Ci dobbiamo alzare! Stretto però, Peppe, però stringi. Tuzzolino lascia lì per Fiorentino. Vediamo se gliela ridà. No, Fiorentino cerca. Il fondo ricomincia all'indietro proprio da Tuzzolino. De Elisi, ancora il 19, sbaglia De Elisi. Pagano a riconquistare e a ripartire il 21, ancora a lottare, se la va a riprendere De Elisi che l'aveva persa la riconquista, ma lascia rimessa laterale al Sant'Isidoro. Batte Di Salvo per Pagano, protegge, non ha tenuto in campo però questa volta Pagano. Tuzzolino, sono ripartiti i neri. Fiorentino a spazio, calcia, colpito in pieno Mule, rimpallo, Tuvè ha lisciato lo stop, il numero 7, la palla è terminata in rimessa dal fondo, già battuta da Gaiano. Si chiude Di Salvo, rischia tanto, butta fuori Piazza per non rischiare, ha battuto veloce De Elisi per Fiorentino, con la sola se la porta avanti. Mule ancora una volta non voleva il fallo. Chiamato a Mule su Fiorentino che probabilmente ha preso un pestone, ha preso poi giallo dalla panchina, probabilmente Tomasello o Tomasello Sardina, non abbiamo ben capito. Sì, il numero 6 è Tomasello. Tomasello ammonito. Signore, dietro, signore. Buona, metti in barriera, vai. Fili, calmati, Fili. Verso fuori, mettiti verso fuori. Tuzzolino o Tuvè sul pallone, vediamo se sarà Tuvè forse a toccarla a Tuzzolino. Aspetta, signore, aspetta. 2 in barriera per Gaiano, sono Pagano e Mule. Va Tuvè. Si allarga Tuzzolino, schema completamente sbagliato perché Mule ha capito tutto, si è staccato alla barriera e la palla è terminata fuori. E allora riparte il Sant'Isidoro con Piazza che voleva la palla verticale per Pagano, che era venuto incontro, non è riuscito però a stoppare. Fiorentino alza adesso ancora tanto il baricentro l'Athletic. Fiorentino ha toccato Tuzzolino, finta doppio passo, bella palla dentro Tuvè, dove e poteva far meglio il numero 7 da praticamente dentro l'area di rigore, ma ha messo fuori. Gaiano ancora a lanciare per Pagano, Tuzzolino con la testa, Virzi che è rientrato in campo, ha provato il passaggio per Tuvè, ha chiuso Di Salvo. Palla per Fiorentino, punta Mule, sinistro, poi Tuzzolino per Virzi dentro. Piazza chiude in rimessa laterale. Fiorentino tocca per Tuzzolino, pressing alto di Pagano, ha toccato Tuvè senza guardare per Virzi, ma la palla troppo lunga. Rientra nel Sant'Isidoro Scicchitano e anche Scianna, proprio Scianna, quest'ultimo a toccare il pallone e a regalarlo all'Athletic perché voleva servire Di Salvo, la palla però è stata sbagliata e allora Fiorentino finta sul sinistro, ancora l'8 sinistro, non calcia, calcio di punizione, proteste eccessive per Di Salvo e giallo per il numero 4. Bene, ancora una volta qui Fiorentino che si guadagna l'ennesima punizione della sua partita. No, guarda qua. 2. 4 il risultato, dai, Domi.
Quattro l'ammonito! Svegliatevi! Città miseria, sto facendo accomodare, non dovete venire. Punizione Ci dobbiamo accomodare, grazie. Andiamo a lavorare, grazie. Ci accomodiamo. che batterà 7:24. Mancano 7:24. Sono passati. Virzi batterà. Due in barriera per Gaiano. Batte Virzi, si è staccato Tuzzolino. Gliel'ha toccata Shan. L'ha levata dall'ottimo tiro di Tuzzolino. Qua è uscito alla grande Mazzola ad anticipare il lancio lungo. Un altro grande salvataggio del portiere dell'Athletic, che ha avuto un'intuizione clamorosa ad uscire completamente fuori dai pali, praticamente a centrocampo, per fermare il contropiede del Sant'Isidoro. Sciacchitano col corpo gestisce su Fiorentino. Sardina, è scattato Shan, ha guadagnato rimessa laterale il numero 5. Batte Di Salvo, incontro Sciacchitano, vediamo Di Salvo chi serve, va corto per Sardina, scatta Di Salvo, è uscita ancora Mazzola in rimessa laterale e batte proprio Di Salvo, voleva far veloce, visto che c'era Mazzola fuori dai pali. Palla complicata per Scianna che la gestisce. Sciacchitano centrale ancora per il 20, fermato bene ancora dall'intervento difensivo di Tuzzolino. Rimessa laterale Sant'Isidoro. Batte Di Salvo, vuole il pallone dentro Sciacchitano, vediamo che fa Di Salvo. Sì, lo fa! Deviazione di Cara. E poi proprio il 25 a chiudere su Shan. Rimessa laterale. Batte Shan, corto, Sardina, pressa di Virzi, ancora Shan, spinto da Virzi, gioca il numero 20, Di Salvo, gestisce, non deve rischiare il 4, va a lungo, con la testa Fiorentino, regala la palla forza Sardina, esce Mazzola alla grande e poi rischia Di Salvo con la finta perché c'era dietro di lui Virzi. Per sua fortuna non si è inserito Virzi e la palla è terminata fuori. Di Salvo all'altro lato per Scianna che tiene in campo, è salito Di Salvo, spinto di Cara, ancora Di Salvo voleva mettere la palla dentro. Non c'è nulla, secondo il direttore di gara, buona chiusura difensiva dell'Athletic. Batte ancora Di Salvo, vediamo se va di nuovo forte dentro, sì, deviazioni di Cara. Sardina, Scianna, tunnel su Tuzzolino, era passato bene, poi De Lisi ribalta il fronte, Sardina ferma l'azione, Suola, avanza il numero 5, De Lisi lo ferma, Fiorentino si ferma e mette ordine. Tuzzolino, De Lisi, pallone deviato, palla lunga per Sciacchitano, ancora lunga di Sardina, De Lisi, due volte, chiusura difensiva importante, Fiorentino mette palla sul destro, serve Tuzzolino che però svirgola il pallone e lo mette fuori. Doveva forse servire con una palla a rasoterra sul secondo palo a chiudere per Di Cara. Non voglio protestare, però segno perfetto. Scianna incontro Sciacchitano, Giusta, Roby, giusta. Va bene. non arriva il 9. De Lisi, Fiorentino, ancora Lotto col tacco, De Lisi, incontro di Cara, spalle alla porta, fermato dall'intervento ottimo di Salvo. Poi Di Cara si capisce che ha combinato, ha battuto la rimessa laterale ma la palla non è neanche probabilmente entrata in campo. Fatto sta che comunque il direttore di gara ha dato rimessa laterale Sant'Isidoro. Scianna prova le finte di corpo, Tuzzolino lo ferma, riparte il 6, Tuzzolino mette palla dentro, no, invece vuole provare a calciare, chiude Di Salvo e riparte Sant'Isidoro, contropiede Sardina, Suola e aveva messo dentro il pallone per Sciacchitano, ma De Lisi 1 contro 2 ha fatto una chiusura monumentale.
perché sul 4-3 questo contropiede fermato al numero 19 è stato veramente, veramente importante in superiorità numerica. Si trovavano quelli del Sant'Isidoro, poi lungo di Salvo. Sbagliato stavolta però il passaggio per Shanna. È rientrato in campo Tuve. Fiorentino si fa vedere Tuzzolino, ancora Fiorentino si gira, riparte da Tuzzolino, Delisi, ancora il 6, Tuve, Tuzzolino, non scatta Delisi, finita bella di Tuzzolino, ancora Tuzzolino, Gaiano sempre a chiudere alla grande. Stavolta però si è fatto male probabilmente il portiere del Sant'Isidoro, che rimane a terra sulla conclusione fortissima di Tuzzolino. Giallo è 5 nostro, ciao! Almeno attaccato alla rete. Non stavo vedendo se dovevo entrare. Dammi occhio, dammi! Si è rialzato Gaiano, calcio d'angolo, batte Tuzzolino, Tuve, limite dell'aria, non calcia. Fiorentino, surplus, finta ancora, palla sul destro, mette dentro. Non ha chiuso nessuno dell'Athletic sul secondo palo. Poteva essere un'occasione importante questa per l'Athletic Club. Sardina, pallone avanti, colpito, non c'è fallo di mano secondo il direttore di gara. Palla avanti, Sciacchitano sempre a coprirla e a ricominciare. Shanna, bella palla per Sardina, Sardina si prende tanti a Mazzola, Sardina calcia, Delisi, un'altra chiusura difensiva importantissima. Riparte l'azione dell'Atletico con Tuve, fermato con la palla toccata da Shanna che l'ha rallentato quanto basta. Tuve però qui ha avuto un'occasione veramente importante. Delisi è stato importantissimo negli ultimi minuti, il numero 19, due chiusure difensive veramente eccezionali. Tuzzolino fermato da Sardina, rimpallo ancora Tuzzolino con un bolide, però non ha centrato la porta. Gandolfo, Tuzzolino forse voleva il pallone raso terra, mette palla sul sinistro, scivola Sciacchitano, parte lui. C'era un contropiede, forse 3 contro 2 da sfruttare meglio per il Sant'Isidoro. Il capitano però degli ospiti ha deciso di calciare. Delisi, punta Shanna, palla per Tuzzolino, complicato, la tiene comunque in campo il 6, palla per Tuve, suola ha riservito Tuzzolino, di Salvo gliela stava per rubare, ancora Delisi, rimessa laterale guadagnata sulla deviazione di Salvo. Tuzzolino, Tuve, palla lunga per Gandolfo, non c'è angolo. Sciacchitano copre, palla ancora il 9, prova a allungarsela su Tuve, non ci arriva però Sciacchitano, non sapeva chi servire. Fiorentino prende campo l'8, si è fatto vedere Gandolfo, finta di Fiorentino che finge di servire Gandolfo e fa il 4 pari. Ancora riaperta la partita col gol del pareggio di Fiorentino, ha fatto tutto da solo il numero 8, doppia giocata con la suola, finta di servire Gandolfo che era completamente solo e conclusione con la punta a battere Gaiano. Ancora Fiorentino, se n'è andato, toccato da Shan che prende il giallo. Di nuovo! Fiorentino adesso è veramente sulle ali dell'entusiasmo. Gol bellissimo del numero 8 che l'ha pareggiata e adesso ha guadagnato una ottima punizione e ha fatto anche ammonire Shan. No, Gianno, la giocano. Vieni qua, Candy, scendi. Ok, girati.
Tuve, palla allargata da Elisi, suola destro. Sardina a murare. Era ottima questa occasione per l'Athletic Club. Tuve, palla avanti, Gandolfo, spalla alla porta, tocco su De Lisi, punta Campagna ancora De Lisi, vediamo che fa, tocca Fiorentino, ha spazio, non calcia, serve ancora Tuve, con pazienza Athletic Club. Fiorentino si ferma, destro-sinistro, palla per De Lisi, forse toccato duro, scivolata, ottima di Campagna, poi Tuve! Ora. Termina la palla fuori, time out per il Sant'Isidoro. Si riparte adesso con 7 minuti effettivi da giocare. È rientrato in campo Pagano al posto di Capitan Sciacchitano. È rientrato anche Mule in campo, proprio lui che in questo secondo tempo ha firmato la doppietta che aveva fatto ribaltare nuovamente il match al Sant'Isidoro prima che l'Athletic la riandasse a pareggiare. De Lisi, tallonata da Campagna, De Lisi, ne è andato De Lisi dentro! Gandolfo ha ciccato il pallone praticamente sulla linea di porta, il numero 9, ma De Lisi aveva fatto un'azione bellissima. Che cosa ha sbagliato Gandolfo? De Lisi, ancora la palla per Gandolfo, vediamo se riserva De Lisi all'indietro. Sì, va ancora il 19. Tuve chiede il pressing alto il mister Sant'Isidoro. Fiorentino si ferma, sale Tuve, palla forse un po' troppo corta, Campagna alza il pressing, anche Pagano. Tuve, Fiorentino, De Lisi, ancora 19, finta di pressare di Pagano, ricomincia dal suo numero 8, anche Mulè ha rischiato, Gandolfo si è fermato ed è ripartito da De Lisi. Tuve, lo pressa Sardina, Tuve, tocco su Gandolfo, sul mancino riparte da De Lisi, adesso Fiorentino contro Mule, 8 contro 10, saltato Fiorentino, ma Fiorentino non calcia, ora sì, contro Gagliano, ipnotizzato Fiorentino, soltanto esterno della rete per il numero 8, poi lancia lungo Gagliano, Tuve a chiudere, Gandolfo a toccare su Fiorentino, si fa vedere Tuve, a spazio il 7 dentro, ancora Gagliano a uscire e sempre ad aprire il gambone e a mettere fuori poi Fiorentino sul calcio d'angolo di Tuve. Gagliano cerca sempre Pagano, non l'ha tenuta stavolta per ripartenza Athletic. De Lisi dentro, pallone leggero, è troppo corto per Gandolfo e chiusura difensiva e calcio d'angolo per i neri. Rientra Capitan Tuzzolino in campo, Tuve riserva proprio lui che è rientrato sinistro, stavolta non calcia come ha fatto per tanto tempo durante questa partita, poi De Lisi vuole mettere dentro, Pagano ha toccato, Campagna vuole rifar ripartire Mule, il Sant'Isidoro adesso cerca tanto i contropiedi, Gandolfo tocca per Tuzzolino, ancora il 6, punta Mule, scivolata del numero 10 e rimessa laterale.
in tutte cose. Uno, solo lei si sta. Tuzzolino ha regalato palla a Pagano, che ha provato a tunnellizzare Tuve, che non si è fatto sorprendere. Poi De Lisi finta, Tuzzolino a incrociare, mette fuori il numero 6. Facciamo scaricare, oh! Prima scarico! Anche Michele! Terminiamo per scaricare, Michele! Pure Filippo! Gaiano rischia perché ai secondi va a lungo su Pagano, raddoppiato ormai sistematicamente il 21. L'Atletic ha capito come gioca il Sant'Isidoro. Tuzzolino, c'è Gandolfo per terra, si ferma e mette fuori. Riconsegnata palla da Campagna a Mazzola e allora riparte l'Atletic. Tutta caldo. Tuzzolino si sovrappone De Lisi, la palla è per Tuve. Tuzzolino ancora rischia sul pallone per De Lisi perché Pagano era salito in pressing e ha chiuso in rimessa laterale. Campagna per Tuzzolino, tocco per De Lisi, non devono rischiare quelli dell'Atletic. È passato Tuzzolino benissimo dentro. Sardina 1 contro 2, chiusura difensiva fondamentale del centrale del Sant'Isidoro, perché Tuzzolino era riuscito a passare su Pagano e c'era Gandolfo soletto davanti a Gaiano. De Lisi punta Pagano con le lunghe leve, lo prova a schermare. Tuzzolino allarga, Tuve si fa rivedere il 6, palla per De Lisi, puntato destro, colpito in piena probabilmente Gandolfo, e poi palla per Pagano che rischia, la perde Gandolfo, si gira Gandolfo, suola Mule, lo chiude benissimo, e contropiede 3 contro 2, palla per Mule. Tuzzolino, altro intervento difensivo clamoroso, rientra in campo Fiorentino, palla per Campagna, rimessa laterale per il Sant'Isidoro. Sardina rischia 2 volte sul pressing di Fiorentino, poi Campagna, palla lunga per Pagano, si è fermato il 21, palla a metà, Fiorentino l'ha tenuta comunque, Sardina lo pressa, non c'è fallo. Esce Pagano, entra Scianna che è qua, corre contro Mazzola, che però è uscito bene, era subito entrato in partita Scianna e ha rischiato di andarla a riaprire. Ancora Mule, qui fermato da Tuzzolino, e c'è il brutto dell'intervento di Tuve e rimessa laterale per il Sant'Isidoro. Non è rimessa laterale perché ha fischiato fallo il direttore di gara. Campagna, Scianna spalla alla porta, si gira il 20, ricomincia da Mule, ancora Scianna, ha provato il tunnel su Tuzzolino, non è riuscito però a passare. Sardina, è partito Scianna, palla lunga, non ha toccato con la mano Tuzzolino, e allora Fiorentino ribalta il fronte, riparte da De Lisi, vediamo se punta Sardina, mette sul destro, calcia, sì, può ripartire il Sant'Isidoro in contropiede, palla lunga, arriva Sardina, la mette sul destro, Tuzzolino chiude in rimessa laterale. Vieni. Time out Athletic. Mister, no! Intanto questo.
Si riparte adesso 2 alla fine. Esatto, Ammonito intanto per protesta il mister del Sant'Isidoro. Roberto e Domenico, occhio al fallo. Tuve fa la punta Fiorentino, servito ad anticipare Sardina. Ancora Fiorentino, prova la giocatona. Rimessa laterale Sant'Isidoro. Batte Di Salvo. Bene Tuve a chiudere su Shan. Ancora Di Salvo. Tirata di maglia di Fiorentino. E calcio di punizione. Ammonito Fiorentino. David, ammonito. Sì, ammonito. Batte Di Salvo forte. Mazzola rischia. E Sardina stava per fare il 5-4 quando manca pochissimo alla fine. Ha rischiato tanto qui il portiere dell'Athletic sulla respinta. Sardina si era lanciato e ha calciato sul suo petto. Fiorentino punta Sardina, perde il possesso della palla stavolta però il numero 8. Rimessa laterale. Delisi punta Di Salvo, 1 contro 1. Riporta Tuzzolino. Si scambiano i due. Delisi esterno, Tuve, palla per Fiorentino che voleva mettere dentro, Sardina chiude. Fiorentino, Delisi, adesso l'Atletico vuole andarla a vincere. Tuzzolino, sarebbero 3 punti importantissimi per la classifica. Fiorentino, Tuzzolino, Gaiano a chiudere. Poi un po' di problemi nel capirsi la difesa del Sant'Isidoro. Altro possesso per l'Athletic. Tuve prende campo, entra in rigore, rimpallo che favorisce Piazza, rischia tanto per il numero 8 Tuzzolino. Delisi, Scianna a pressare e a guadagnare. Rimessa laterale. Bene, in questa occasione la punta del Sant'Isidoro. 50 secondi. Giusto, 40 secondi. 40 secondi. 40 secondi alla fine. Sardina va a lungo. Piazza col petto. Delisi a pressare. Ancora Piazza. Ritorna verso la sua porta. Lo pressa anche Tuzzolino. Rimessa laterale Sant'Isidoro. Ha rischiato tantissimo qui Piazza. Di Salvo, palla sbagliatissima per Scianna, regalata all'Athletic. Mancano pochissimi secondi, 30 secondi. Tuzzolino punta Piazza, ultime speranze. Tuzzolino dentro, rimpallo. Tuve, limite dell'area, solo, non calcia, sinistro. Chiude Di Salvo ed esulta come se fosse un gol. Calcio d'angolo per Fiorentino. C'è Tuzzolino. Sinistro, la mette sul fondo, dentro! Ha segnato l'Athletic all'ultimo secondo. Autogol di Salvo. Incredibile quello che è successo nell'ultimo secondo di questa partita. L'ha messa dentro Tuzzolino. Rimpallo su Di Salvo. E hanno fatto il 5-4 quelli dell'Athletic. Incredibile. L'ha vinta probabilmente all'ultimo la squadra di casa con la giocata dell'uomo chiave, dell'uomo squadra, del capitano che ha fatto doppietta. Ma questa è come se fosse una tripletta. Palla dentro, è colpito in pieno Di Salvo che si fa l'autogol. Incredibile. Beffa per il Sant'Isidoro che ha fatto una bellissima partita comunque. Vediamo se negli ultimi secondi potrà andarla a recuperare. Scianna gioca l'ultimo pallone e vince l'Athletic. Fischia 3 volte il direttore di gara. 3 punti importantissimi per i padroni di casa alla fine di una partita incredibile. Un saluto e un ringraziamento da parte di Davide Sgroi.